vita a Trento, è iniziata la 3 giorni della 91esima adunata nazionale degli alpini. La festa delle penne nere non è scalfita dagli atti intimidatori delle ultime ore come il sabotaggio delle centraline ferroviarie. Inchiesta Camera Robini, il GIP accoglie i patteggiamenti per l'ex presidente della Coop Bruna Milanese e i figli, in arrivo l'udienza per gli altri indagati eccellenti come Serragiotto e Modulo, per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio. Fondazione Cassamarche, il rosso di bilancio da 53 milioni, attacco frontale del più grande accusatore della gestione De Poli. L'avvocato Massimo Malvestio dice il destino di Caspinede è segnato. Fusione dei comuni più piccoli per arrivare nella Marca a ridurre il numero dei comuni da 95 a meno di una cinquantina. E questa è la ricetta della CGIL per far fronte alle difficoltà finanziarie dei comuni. Doccia fredda per la candidatura UNESCO delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, primo esito negativo dei commissari, ma istituzioni e sindaci sono ottimisti. Nervesa della battaglia e gli eventi di questi giorni, oggi il vertice per definire la sicurezza della tappa del Giro del 18 maggio, domani intanto l'inaugurazione dell'abbazia di Sant'Eustachio restaurata. Dopo la mobilitazione generale per il caso dell'imprenditrice trevigiana esclusa dalla fiera perché voleva entrare con la figlioletta di 6 mesi, il regolamento è stato modificato. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque subito ci colleghiamo con Trento, con i nostri Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto, i nostri inviati tra gli alpini. Oggi al via la 91esima adunata nazionale delle penne nere, c'è anche l'onda della Marca ovviamente a Trento. Che clima si respira, Lucio? Com'è la situazione? Buonasera ai telespettatori di Antenna 3, buonasera a te Nicola. Come vedete dietro le mie spalle c'è un arcobaleno e questo è il miglior auspicio per l'inizio di questa adunata nazionale degli alpini, e l'altro auspicio invece è veramente l'onda trevigiana che si sta respirando. Abbiamo deciso di andare proprio negli accampamenti, in questo momento c'è lo sfilamento della bandiera di guerra a Castello del Buon Consiglio che poi verrà portata in Duomo qui in centro a Trento, però noi siamo un po' all'esterno, siamo verso la zona dell'ospedale perché siamo andati a vedere come vive in questo momento la nostra popolazione, i nostri alpini. Allora siamo qui del gruppo alpini di Fontanelle e di San Polo di Piave, come sentite sottofondo l'allegria è notevole nonostante le notizie che anche qui sono arrivate, ovvero le notizie delle centraline date a fuoco, le notizie delle scritte ingiuriose, insomma quelle notizie che sono state tra l'altro stigmatizzate anche dal presidente Luca Zaia in un suo comunicato. Però naturalmente l'alpinità viene soprattutto, e la voglia di stare assieme è quello che caratterizza anche questa 91esima adunata nazionale degli alpini. Allora entriamo in una delle sale, eccoli qua, li vedete, San Polo di Piave, salutate Treviso! Allora, come sta andando qua? Benissimo, un po' umida la giornata, ma va benissimo. Però è venuto fuori l'arcobaleno, abbiamo visto. Quello è un buon segnale. È un buon segnale. Sì. Secondo voi Trento batterà Treviso? Perché dicono che ci sarà... Allora, dicono che già dovrebbero esserci più di 500.000 persone. Perché a Treviso sono stati in 500.000, loro vogliono arrivare a 600.000, vorrebbero arrivare addirittura a 100.000, diciamo così, in sfilamento. Secondo voi? No, siamo noi più forti. Beh, Treviso come sempre mi pare giusto. Allora, giusto per capire, che cos'è che caratterizza per lei, che insomma un po' di baffo bianco ce l'ha, questa adunata nazionale e il fatto di venire all'adunata ogni anno? A venire all'adunata ogni anno è un riconoscimento che abbiamo noi per tutto quello che abbiamo fatto sulla nostra militare, quando abbiamo fatto il militare, quando abbiamo fatto le cose. Ha trovato qualcuno dei suoi commilitoni? Oh, sì, sempre, ne troviamo tutti gli anni, ci troviamo con uno o con l'altro, e è una cosa che ci viene spontanea di fare. Ecco, avete visto, la gente decisamente è emozionata. Senta, ma la gente qui, l'organizzazione, come vi stanno accogliendo qui a Trento? Beh, noi siamo appena arrivati questa mattina, l'anno scorso eravamo noi di servizio di lavoro, però quest'anno siamo venuti qua per divertirci, quindi speriamo che il tempo e anche la gente sia accogliente come che è sempre da ogni posto. Insomma, avete sentito già i telefoni cominciano a suonare perché vedono che sono in diretta. Solo per dirvi, tutto qua sta procedendo bene, c'è massima attenzione perché appunto è un momento un po' difficile, abbiamo visto delle cose che normalmente durante le adunate non si vengono a creare, allora adesso dovrebbe esserci un servizio che racconta l'inizio dell'attività ufficiale con l'alzabandiera e poi naturalmente la linea
torna al nostro Nicola Zanetti. Con la cerimonia ufficiale dell'alzabandiera ha preso il via la 91esima adunata degli Alpini a Trento, 89 gruppi da Treviso, altrettanti dalle altre 3 sezioni della Marca, Conegliano, Vittorio e Valdobbiadene, per un totale di circa 4.000 penne nere arrivate da Treviso, ancora galvanizzate dal successo dell'adunata del Piave. Oggi a Trento la festa entra nel vivo in una città ormai già invasa pacificamente dagli alpini, in un clima che, nonostante le tensioni e di boicottaggi delle ultime ore, rimane quello consueto di festa ma anche di riflessione sui valori dei quali da sempre gli alpini si sono fatti portatori. In questo senso particolare importanza acquisisce la cittadella della Protezione Civile, allestita per la prima volta proprio qui a Trento. Protezione Civile degli Alpini, nata all'indomani del devastante terremoto del 1976 in Friuli, è cresciuta sempre più nel tempo, portando le penne nere ovunque ci sia stato bisogno di loro. Abbiamo voluto proprio per la prima volta qui a Trento mettere su questa cittadella che, per dimostrare, per far vedere alla popolazione, ma soprattutto io mi auguro ai giovani, di avvicinarli con questa vetrina, di avvicinare i giovani alla protezione civile. La maggior parte dei gruppi veneti è già arrivata, ma molti ancora arriveranno in città nelle prossime ore, anche solo per partecipare all'evento clou, lo sfilamento di domenica, con un occhio al cielo. Stanno continuando ad arrivare penne nere, alpini sono dappertutto, speriamo che il tempo ci aiuti, che faccia il bravo, perché gli alpini devono godersi queste 3 giornate in serenità e che vada tutto bene. Allora lasciamo questa pagina dedicata agli alpini, ci torneremo ovviamente. La cronaca giudiziaria, partiamo con le prime sentenze per l'inchiesta su Cade la Robinia. Lo ricorderete, la Coop che ha ricevuto dalla Regione un finanziamento di 3,4 milioni di euro per realizzare nell'ex Disco Palace di Nervesa una fattoria didattica, invece trasformata poi in una birreria. Il GIP ha accolto i patteggiamenti, il GIP Angelo Mascolo ha accolto le richieste di patteggiamento per Bruna Milanese, la presidente della Coop, per i figli Stefano e Selene Bailo, che facevano parte del consiglio di amministrazione, e anche dell'ex consigliere Roberto Ferlo. Per la presidente, che aveva la posizione più delicata e complicata, la pena patteggiata è di 2 anni e 4 mesi, pene che invece hanno consentito la sospensione condizionale per i figli. Adesso la seconda parte dell'inchiesta, perché si attende la fissazione dell'udienza preliminare per gli altri indagati. Invece il pubblico ministero ha chiesto rinvio a giudizio a nomi eccellenti come l'ex assessore regionale ai servizi sociali e oggi europarlamentare Remo Sernagiotto, l'ex dirigente regionale Mario Modolo, il proprietario della vecchia discoteca Baldissini, il consulente finanziario Egidio Costa e l'ex consigliere Pierino Rebellato. Ed ora torniamo a parlare del rosso da 53 milioni nel bilancio del disavanzo, insomma, di Fondazione Cassamarca. Il giorno dopo le reazioni non si fanno attendere e la più dura viene da uno dei più agguerriti accusatori della gestione di Dino De Poli. Profondo rosso il giorno dopo. Il clima è soleggiato, ma dentro Caspineda le nuvole si addensano. Treviso e la Marca hanno preso atto dei 53 milioni di disavanzo e, nonostante i volti distesi della presentazione delle cifre, la tensione c'è, inevitabile, e le reazioni non si fanno attendere. La più pesante è anche quella che arriva da più lontano, da quella Malta dove vive da tempo il noto avvocato e uomo di finanza Massimo Malvestio, tra i primi a prevedere la crisi di Fondazione Cassamarca in tempi non sospetti. La situazione odierna non lo sorprende. La presa d'atto parziale di una realtà che è in essere da tanto tempo. Mi pare evidente che la Fondazione non ha più i mezzi per assolvere il suo scopo. Secondo me è tutta la provincia di Treviso che dovrebbe interrogarsi su perché di fronte a segnali così evidenti tutti hanno taciuto e sono stati complici, a parte qualche rara eccezione. L'attacco frontale è da sempre alla gestione da padre padrone di Dino De Poli, ma anche il silenzio di quasi tutti, nonostante, secondo il noto avvocato, i campanelli d'allarme fossero ampiamente risuonati. E se da Caspineda si guarda a un piano per il futuro tra immobili da vendere o affittare, richieste di aiuto, la situazione è ormai già in ghiaccio. Non c'è assolutamente niente che possa essere fatto, perché quando uno i soldi li ha persi, non è che poi c'è un miracolo con cui li recupera. Quando uno ha i soldi bisogna che eviti di perderli. Se fosse un imprenditore potrei pensare che avvia nuove iniziative, ma una fondazione non è un imprenditore e quindi
non c'è assolutamente niente che possa fare. È triste dirlo, bisognava pensarci prima. Intanto arriva anche la stoccata di Casugana, bisogna mettere i conti in ordine ed evitare sprechi, servono interventi chirurgici e immediati per risolvere una situazione che parte da lontano e fornisce una visione poco manageriale della fondazione, che è e deve restare a Treviso e deve essere gestita da trevigiani, continuando a dare sostegno a università, teatro, associazioni e cultura. È la nota del sindaco di Treviso Giovanni Manildo, secondo il quale l'unica ricetta è un radicale rinnovamento. Chi c'è ora deve farsi da parte, nessun personalismo, ma così non si può andare avanti. Da Malta intanto Malvestio resta lapidario. Pessimismo cronico di chi da tempo ha definito De Poli un monarca assoluto? Credo sia questione di essere realisti. Cioè, quando si dice che la fondazione ha ancora 300 milioni di patrimonio, cosa vuole che le dica? Io non credo che quei 300 milioni siano in grado di essere realizzati, non credo. I debiti sono certi, il patrimonio è tutto da vedere se i 53 milioni di svalutazioni bastino. Comunque dico solo che il patrimonio era 20 anni fa di 1 miliardo di euro, adesso secondo gli amministratori di 300. Secondo me, se si andasse alla liquidazione sarebbe molto inferiore. La prima cosa che faremo da eletti sarà incontrarci subito con i vertici di Fondazione Cassamarca per capire il percorso del suo futuro. Così aveva detto qualche giorno fa sul caso il candidato sindaco del centrodestra Mario Conte, prima che poi emergesse anche il buco, il rosso da 53 milioni. Un Mario Conte che intanto ieri sera ha presentato la sua lista civica, una delle 6 che lo sostengono. Ancora di più in questi ultimi 30 giorni dobbiamo stringere le ultime 40.000 mani. Rush finale verso le urne per il centrodestra di Mario Conte, è il tempo di mettere in campo la lista più iconica, la civica che porta il suo nome e che ha una caratteristica ben chiara, la rappresentanza dei quartieri, punto cruciale del programma. È composta da un sacco di giovani, professionisti, pensionati, gente comune, impiegati che provengono da tutti i quartieri della città di Treviso e loro hanno l'obiettivo di portare le istanze dei quartieri in città. Anche il centro storico è considerato un quartiere, quindi noi chiediamo semplicemente pari dignità tra i cittadini. Nomi noti come Giancarlo Iannicelli o l'ex grillina Anita Voncelli si alternano a volti comuni della città. E il messaggio è uno solo, far capire che anche ciò che non riguarda il centro storico è vivo e presente. L'obiettivo è quello di andare a consegnare le chiavi della città a tutti i cittadini, quindi ognuno di noi avrà in testa la propria Treviso e su questo noi vogliamo operare. Fare il sindaco però è sempre più difficile, lo sanno bene tanti amministratori locali per le difficoltà finanziarie degli enti locali e l'unica via, secondo la CGIL, che ha studiato il problema anche con le entrate dei comuni, è quello delle fusioni, le fusioni delle amministrazioni, una fusione che potrebbe portare da 95 a 50 i comuni della Marca e questo potrebbe essere il percorso giusto. Sentiamo. Rispetto a 3 anni fa ci sono segnali positivi in termini provinciali. Poi chiaramente ci sono comuni che vanno meglio, comuni che devono ancora tirare la cinghia. Crescono le entrate dei comuni della Marca negli anni dal 2014 al 2016, secondo lo studio sui bilanci comunali elaborato dal centro studi dello SPCGL, ma la situazione, soprattutto per i municipi più piccoli, continua a restare piuttosto difficile. Nel totale della provincia di Treviso i 10 comuni capomandamento accolgono 420.000 abitanti, gli altri 460.000 sono sparpagliati in ben 85 comuni. Secondo la CGIL l'unica strada per uscire dalle difficoltà che attanagliano i comuni e per il futuro incrementare le entrate è quella delle fusioni. Se questi si raggruppassero tra di loro sposandosi a 2 intanto per vedere i risultati e poi allargare la famiglia, molto probabilmente noi arriveremo ad avere 50 comuni portando a casa risultati in termini di maggiori trasferimenti e questo consentirebbe poi anche ai comuni di guardarsi negli occhi e fare ulteriori salti e fare in modo che la dimensione media del comune sia tra i 15 e i 20.000 abitanti. Ed ora tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene, perché è arrivata la doccia fredda del primo no dei commissari UNESCO per la candidatura delle colline del Prosecco, ma le istituzioni e i sindaci sono ottimisti.
Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio dell'UNESCO, doccia fredda sulla candidatura. Pubblicato il primo esito della valutazione sul dossier e il risultato non è positivo. Le indiscrezioni giravano già dallo scorso febbraio, si presumeva per motivazioni di tipo ambientale, in realtà le ragioni della bocciatura sono di tutt'altro genere. A non convincere i commissari UNESCO è proprio questo territorio veneto che non avrebbe quelle caratteristiche di unicità necessarie. In altre parole, le colline della Pedemontana trevigiana non presenterebbero quelle tipicità di paesaggio tali da renderle patrimonio dell'umanità, anzi proprio l'estensione delle coltivazioni dei vigneti avrebbe in qualche modo compromesso il paesaggio originario. Una bella mazzata, anche se la valutazione, ad onor del vero, non manca di sottolineare anche la bellezza del territorio, la capacità gestionale, la storicità di un territorio di cui si sottolinea il valore mondiale. Sicuramente non è un passo felice in questo momento, ma bisogna guardare anche al dossier completo. Sicuramente la bocciatura riguarda una parte solamente che secondo me può essere recuperata e bisogna recuperare. È proprio sui pregi comunque riconosciuti che il comitato promotore della candidatura intende far leva per ribaltare il verdetto ed arrivare alla fine ad un esito positivo. Insomma, Conegliano e Valdobbiadene non si arrendono, decise a giocare fino in fondo la partita. È successo anche ad altre zone che si approcciavano a diventare patrimonio dell'umanità e poi lo sono diventate, per cui noi continuiamo ad essere fiduciosi e a lavorare a testa bassa perché il nostro territorio abbia un riconoscimento che assolutamente merita. Torniamo a Treviso, la vittoria di Chiara con una fiera che apre le porte alle mamme dopo la mobilitazione generale per il caso della imprenditrice trevigiana esclusa da una fiera perché voleva entrare con la figlioletta di 6 mesi. Il regolamento è stato modificato. La fiera di Parma si è scusata ed ha fatto sapere che il regolamento ribattezzato antimamme verrà modificato. Alla fine la denuncia dell'imprenditrice trevigiana Chiara Ceccon è servita ad aprire le porte del polo fieristico anche alle donne con bimbi al seguito. Già, perché questa giovane imprenditrice, mamma di una bimba che è ancora allatta, non è riuscita nei giorni scorsi ad entrare a Cibus, fiera internazionale del food, perché aveva con sé la figlioletta di 6 mesi. Il regolamento vieta infatti l'accesso ai minori anche se accompagnati, anche se si tratta di neonati nel passeggino. Una vicenda che la dice lunga sulla tutela della maternità e sulla parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro, in un paese come l'Italia dove solo la metà delle donne lavora e molte sono costrette a restare a casa quando diventano madri. Il caso sollevato dall'imprenditrice trevigiana farà scuola almeno nel settore di manifestazioni di questo tipo. In fiera a Parma potranno quindi entrare anche le mamme con bimbi al seguito e verranno predisposti anche dei servizi. Un paese, l'Italia, con enormi ritardi rispetto al resto d'Europa. Per restare nell'ambito fieristico, a Norimberga, dove si svolge la più grande fiera del biologico, non solo i bimbi entrano gratis, ma ci sono per le mamme tutta una serie di servizi gratuiti, dal babysitting all'area giochi ai passeggini di cortesia, tanti piccoli e grandi segnali per aiutare le donne che non devono essere costrette a scegliere tra lavoro e maternità. Dei segnali chiari e precisi verso una direzione di reale parità tra i due sessi in ambito lavorativo, altrimenti la maternità rimarrà sempre un ostacolo alla realizzazione personale della donna. Si troverà sempre costretta a scegliere tra una e l'altra oppure a vivere male una e l'altra. La Nervesa della Battaglia si freme per tanti eventi, domani c'è l'inaugurazione del restauro della storica abbazia di Sant'Eustachio, ma intanto si freme anche per l'arrivo, prossima settimana, della tappa del Giro d'Italia. La febbre sicuramente sta salendo per l'arrivo di questa carovana rosa che fra una settimana sarà qua a Nervesa. Nervesa della Battaglia si tinge di rosa, fervono i preparativi della 13ª tappa del Giro d'Italia nei luoghi della Grande Guerra tra Piave e Montello. Oggi in municipio ultima riunione del tavolo tecnico sul fronte della sicurezza. Proprio per predisporre tutti gli interventi che salvaguardino la sicurezza della manifestazione. Tutte le vetrine dei negozi si stanno preparando per ospitare l'evento tanto atteso. Siamo molto contenti che la tappa sia a Nervesa, i preparativi vanno avanti. Vedere i loro beniamini sfrecciare a pochi metri è un'occasione che molti appassionati delle due ruote non vogliono perdere, oltre che un motivo di orgoglio.
Felicissimi, è un orgoglio e vedo che ogni anno cercano di farli passare nelle nostre zone, quindi possiamo solo che essere orgogliosi. Risalta Nervesa, risalta questo paese che magari non è tanto conosciuto, però insomma abbiamo il Piave, abbiamo il Montello, abbiamo tanta storia. Non solo sport a Nervesa della Battaglia. Per commemorare il centenario della Grande Guerra, l'amministrazione nei prossimi giorni ha organizzato numerosi eventi, da concerti a rievocazioni storiche nella città che fu teatro di violenti scontri che causarono la morte di molte persone. In seguito alla rotta di Caporetto, Nervesa venne rasa al suolo dai combattimenti, nulla fu risparmiato. La furia degli eserciti ridusse a rovine anche l'abbazia di Sant'Eustachio nel corso della battaglia del Sostizio nel giugno del 1918. Dopo anni di abbandono, l'abbazia domani mattina sarà restituita alla cittadinanza dopo un certosino restauro conservativo. Sarà un momento anche questo molto importante per la nostra comunità, un momento molto atteso e vi aspetto domani mattina alle 10 per questa importante inaugurazione. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, tanti gli eventi dunque di questi giorni nella Marca trevigiana, anche a Vittorio Veneto, perché Vittorio Veneto si sta preparando per il raduno nazionale dei Fanti d'Italia. Vittorio Veneto si prepara a ricevere 15.000 fanti da tutta Italia il prossimo 26 e 27 maggio. La città della Vittoria farà da palcoscenico al 34esimo raduno commemorativo nazionale Fanti d'Italia, il primo dei grandi appuntamenti con le associazioni d'arma che il capoluogo vittoriese ospiterà nel corso del 2018 in occasione del centenario della fine della Grande Guerra. Un evento carico di profondi significati per il sindaco Roberto Tonon. Non quindi una commemorazione della guerra, ma un ricordo di chi ha perso la vita per assicurare pace e libertà a tutti noi. La fanteria è l'arma che pagò il più alto tributo di sangue durante il primo conflitto mondiale, con oltre 350.000 fanti, pari al 68% dei caduti totali. Sarà così tributato il giusto merito, spiega il presidente provinciale Pietro Prete. Saranno le brigate che hanno combattuto che sfileranno, quello che diciamo è che non sono giunti da vivi, li condurremo da caduti e poi nel quarto settore faremo sfilare tutti i nostri soci, fanti, amici, padronesse fianco a fianco, per cui fianco a fianco sfileranno per le vie della città di Vittorio Veneto. L'esercito sarà presente in città nei giorni della Giornata Nazionale della Fanteria con una compagnia d'onore, con una fanfara e con la bandiera di guerra della Scuola di Fanteria che ha sede a Cesano in provincia di Roma. Gli eventi, tanti eventi, la fanteria è la prossima settimana, ma ci sono tanti eventi, li abbiamo visti in questo weekend a partire dalla Giornata Nazionale degli Alpini. Allora vediamo quale tempo troveremo in Veneto per quanto riguarda il meteo. Signore e signori, ecco a voi il weekend a due facce. Se dovete preparare un picnic, meglio scegliere domani. Domenica non è assolutamente proibitivo, ma bisogna essere preparati a una certa instabilità. Sabato avremo una giornata prevalentemente soleggiata, con clima anche molto caldo, infatti le temperature sulla pianura padana raggiungeranno anche i 27-28 gradi, quindi non sono attese precipitazioni se non molto isolate sul Bellunese. Domenica la situazione cambia perché si avvicina all'Italia un ciclone di origine islandese, per cui l'instabilità atmosferica aumenterà nel corso del pomeriggio, possibili rovesci già sul Veronese al mattino, ma nel pomeriggio temporali ancora sul Veronese, sul Vicentino, sul Bellunese, che si potranno estendere fino alla pianura del Trevigiano e anche del nord padovano. Instabilità dunque la parola chiave, la prossima settimana sarà poco clemente, almeno nella prima parte. Ci attendiamo per lunedì un calo termico di 4-5 gradi e anche nei giorni successivi con temperature massime che non supereranno i 21-22 gradi. Addio a questa primavera dal sapore estivo? No, nella seconda parte della prossima settimana torna il bello e stavolta sarà più stabile.
Siamo davvero in chiusura, fra pochissimo 20:10 torneremo a collegarci con Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto a Trento per un'altra fotografia della situazione a Trento con la Giornata Nazionale degli Alpini, e avremo con noi ospiti anche l'onorevole Angela Colmellere, deputato della Lega Nord, e parleremo ovviamente di alpini, ma soprattutto parleremo con lei di politica. È davvero tutto, vi lascio allora le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Tempo stabile, tuttavia con qualche disturbo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo con ampio soleggiamento al mattino. Nel pomeriggio proseguirà la stabilità, ma saranno anche possibili isolati acquazzoni sul Bellunese e sui monti del Vicentino. Sempre tanto sole invece sul resto della regione. Temperature in lieve aumento con minime comprese tra 12 e 16 gradi, valori massimi tra 23 e 27 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole nella prima parte della giornata con il cielo che sarà sereno pressoché ovunque. Dal pomeriggio qualche rovescio temporale sull'Udinese e sul Triestino, sempre buono invece altrove. Temperature minime tra 14 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 27 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Asciutto e stabile al mattino, poi peggiorerà gradualmente con addensamenti e temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' ovunque sulla nostra regione, dove tuttavia migliorerà entro la serata. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime comprese invece tra 22 e 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.